3 settimane dopo la pioggia di Vicenza, Marcon è solo sfiorata dal maltempo, con soddisfazione degli organizzatori della Biotecna che si sono dati gran da fare per preparare il campo dopo il temporale della mattina. Numerosa la partecipazione degli atleti ed alcuni buoni risultati. Solo e poco, però atleti tanti, e questa è una bella notizia, anche perché si parla sempre che non ci sono tanti atleti, invece ci sono. L'importante è organizzare in un certo modo, farsi conoscere come società, come tutto, poi gli atleti vengono, insomma, e anche si divertono. Partono per primi i concorsi. In pedana il giavellotto femminile, dove vincono Silvia Carli tra le assolute e Sabrina Carretta tra le allieve, entrambe del gruppo sportivo Fiamme Oro. Tra i maschi, in tarda serata, si conferma su ottimi livelli Giuseppe Castellan del Bassano con 59 e 48. Fin dall'inizio è partita male, dal riscaldamento, il fisico non rispondeva. A chop ero concentrata, la testa c'era, ma il fisico sembrava non rispondere, non riuscivo ad essere sciolta, le gambe non giravano, però vabbè, è andata così, adesso prendiamo ciò che di buono da questa esperienza e cerchiamo di allenarci, insomma, per far sempre meglio. Ho fatto 35 e 68, però non ero molto contenta perché non ero molto in forma in questo periodo, questa settimana, anche perché ero un po' ammalata, quindi non sono riuscita a prepararmi tanto bene, qualche acciacco al ginocchio. Faccio prove multiple di specialità, quindi le gare così specialistiche le faccio le preparazioni, insomma, quindi ho fatto una bella preparazione soprattutto sulla resistenza per gli 800 e molto per tutte le specialità, insomma, mi preparo sempre per tutto. Innanzitutto si prova sempre a lanciare di più, si pensa a lanciare di più, record personale assolutamente, che per ora è 55,08, poi si pensa a un minimo per gli europei e provare questa famosa partecipazione alle Olimpiadi che è il sogno di chiunque, penso, e quindi sempre avanti e ce la mettiamo tutta. Contemporaneamente è toccato ai saltatori in lungo, prima gli assoluti e poi gli allievi. Tra i grandi a conquistare il primo posto e a sfiorare il minimo per gli italiani è stato l'atleta del Ponzano Lorenzo Bonafede, mentre tra i piccoli successo per Andrea Forato dell'Atletica di Marca. La gara è andata piuttosto bene, peccato questi 6 centimetri che mancavano per il minimo ai campionati italiani. E vabbè, comunque essendo la prima gara posso ritenermi abbastanza contento. Per adesso punto agli italiani, poi se escono anche i 7 metri posso ritenermi contento. Spazio poi ai piccolissimi esordienti della Biotecna Marcon che hanno dato spettacolo gareggiando e divertendosi in un 50 metri piani. Sono loro, a detta del presidente Boschiero, il futuro della società. Io punto tutto sui piccoli, perché inutili i grandi dopo verranno un po' alla volta, insomma. Però è importante lavorare con la gioventù, con i piccoli, perché altrimenti si rimane senza. Perché io ho avuto 2 o 3 anni di buco che non avevo perché si era lavorato un po' diverso. Non per colpa mia, non c'era lo sponsor, non c'era tante cose, invece adesso c'è un po' di tutto, adesso stiamo andando molto bene. Io ringrazio soprattutto a PlayLife e la Biotecna, lo sponsor, e che se avanti così penso che andiamo molto bene. Adesso puntiamo tutto agli societari, 19-20 a Vicenza, da confermare per l'oro, perché questo che vogliamo noi, ritornare in oro tranquillamente, insomma. Sono sicuro che ritorniamo perché gli atleti sono caricati tutti al massimo. Oggi mi è dispiaciuto perché i miei atleti più forti non sono venuti giù, perché da Roma non vengono giù, però sono contento della partecipazione. Il pomeriggio regala una bella sfida nei 400 ostacoli tra 2 under 23. La spunta la friulana Ilaria Vitale, che corre in 1 minuto secco e 49 centesimi, ma piace anche la trevigiana Eleonora Morao della Silca Conegliano. Mi sono sentita abbastanza bene, sono contenta come prima gara, peccato che abbia preso in pieno l'ultimo ostacolo, però come tempo sono contenta, la prima gara della stagione. Sempre nel Giro della Morte con ostacoli, ma stavolta tra i maschi, il successo fra gli allievi va a Giulio Slanzi delle Fiamme Oro e fra gli assoluti ad Enrico Tirel dell'Ana Feltre, che batte tutti da junior alla caccia del minimo per il mondiale di categoria di Barcellona. Mi sono molto divertito, ho fatto una buona ritmica di gara fino al sesto, poi mi sono un attimo distratto fra gli avversari perché speravo in una competizione finale al fulmicotone verso la fine, però siamo un po' distratti, ma sono riuscito a finire bene comunque, mi sono divertito molto. Il mio obiettivo quest'anno sarebbe fare il minimo per i mondiali juniores a Barcellona
e spero di riuscirci. È andata bene, personale 56 e 32. Sono partito un po' forte, ho rallentato dai 300 fino ai 300, poi ho dato il massimo nel rettilineo finale. Tantissime le serie dei 200 piani, 10 tra le donne ed addirittura 19 tra i maschi, con 108 atleti arrivati al traguardo. Tra le donne successo per Amifa Bedia, seconda piazza per la Zuin e terza per Martina Favaretto dell'Atletica San Marco, prima delle allieve. Nel rettilineo non sono riuscita a tenere e poi c'era un po' di vento contro e ero un po' affaticata e non è andata proprio come volevo. Ho già gareggiato a Palmanova, avevo fatto 25,78 nei 200 e invece ieri nei 100 metri ho fatto 12,38, quindi dai abbastanza bene, adesso bisogna solo migliorare. In campo maschile vince tra gli allievi un atleta di casa, Andrea Moggian, speranza della Biotecna Marcon, titolare nella 4% nella formazione maggiore che tenterà di riconquistare la finale oro. Ho fatto una partenza un po' lenta, anche dato dal fatto che ero in sesta corsia, poi però arrivato sul rettilineo dove c'era anche molto vento contro, ho recuperato e alla fine sono riuscito ad arrivare primo nella mia serie. Ed è un altro atleta della Biotecna a conquistare il salto in alto, una gara che ha visto tanti atleti al personale. Alberto Bedin non è troppo soddisfatto al termine della gara vinta con 2,6, lui che è abituato a saltare misure ben più importanti. Prima gara della stagione, non benissimo, diciamo bene, per far contento l'allenatore. Ecco, diciamo così, mi alleno poco adesso purtroppo perché ho problemi fisici, quindi devo essere contento, io sono abituato a saltare molto di più. Va bene lo stesso però, c'è poco da fare. Questi sono i miei limiti al momento. Alla Biotecna serviranno sicuramente i punti di Bedin per tentare di riconquistare la finale oro del CDS. Il presidente è fiducioso e gli atleti sono tutti caricati a 1000 e sicuramente faranno del loro meglio. Quello della finale oro sicuramente è un obiettivo molto ambito, però ovviamente speriamo bene. Nella squadra occupo un posto di staffettista per la 4% e speriamo bene, ecco, di riconquistare la finale oro. È da quando ho 16 anni che sono con la Biotecna, sono trattato benissimo e niente, speriamo bene di andare in oro, sarà dura. Io darò il mio contributo, poi speriamo.